Roma, siamo nel 218 a.C., è inverno. A Roma c'è un clima abbastanza mite, cosa che invece diversamente a nord, in Gallia, si è saputo che è arrivata una fortissima nevicata che ha bloccato una delle nostre legioni in mezzo a dei boschi su un sentiero poco sicuro. E poi sono terminate le informazioni, i dispacci che giornalmente la legione inviava sulla sua posizione sono spariti nel nulla. Non c'è stata più nessuna informazione. Si è cercato di mandare degli esploratori per individuare la legione, ma questi esploratori hanno ritrovato solo dei corpi appesi all'interno della foresta. Alcuni senatori pensano che sia dovuto al fatto di aver sfidato gli spiriti che dominano quelle foreste, spiriti celtici che ora aiutano i Celti. Molti altri invece pensano che la legione è stata colpita, è stata presa a tradimento da un'imboscata nemica. Fatto sta che un'intera legione di uomini molto forti, molto esperti e molto valorosi è stata annientata nelle foreste avversarie. E questo ci pone in una situazione molto molto brutta e molto molto di disagio, perché gli insediamenti che sono stati appena conquistati, come quello di Limonum e di Gergovia, sono assolutamente sotto attacco, nel senso che sono molto fragili, potrebbero essere attaccati da un momento all'altro. I bretoni, i Namneti, ci intimano di non passare più dal loro territorio e non hanno ben preso il nostro sconfinamento. L'unica legione, quella l'ottava ispana, è in una situazione di precarietà a livello di unità elevate. Non solo, ma la città di Gergovia, ancora più grave, non ha neanche una legione che possa difendere il territorio da un eventuale attacco. Abbiamo la legione non Augusta, anzi 11ª Augusta, scusate, che sta nel territorio di Massilia, che potrebbe intervenire in seconda istanza a difendere Gergovia. Però come vedete il range di movimento è limitato. È limitato. I nostri nemici, noi all'oscuro tra l'altro appunto della loro visione, potrebbero in qualsiasi momento penetrare dai boschi, essendo loro abili cacciatori e conoscitori di queste terre, e attaccare Limonum, oppure andare ad attaccare direttamente Gergovia, passando addirittura dalle strade principali. Roma in questa puntata cercherà di dare un limite, di porre un limite a questi, insomma, mettere prima di tutto in sicurezza Limonum e Gergovia, ma poi di porre un limite a queste vittorie che hanno, che nella scorsa puntata sono accadute a favore degli Ceni. Come prima cosa Roma sicuramente dovrà reclutare la legione quinta Liberatrix e portarla in una situazione di aiuto, di sostegno, cosa che invece era, diciamo, a scorta di Mediolanum. Questo ci porta sicuramente a porre in difesa, lasciare in difesa la Cisalpina, però ragazzi purtroppo da qualche parte la coperta è corta e da qualche parte va assolutamente tirata, e quindi purtroppo la Cisalpina va lasciata in difesa. Speriamo che Octrodrun non voglia attaccare gli insediamenti di Coria e di Mediolanum, che potrebbero subire il contraccolpo. L'unica cosa, ecco, diciamo, nota positiva è che la parte economica ne ha risentito in maniera positiva e ora possiamo andare a restaurare la tradizione di questa legione. Non so adesso sotto che comandamento verrà preso. Qui abbiamo tanti condottieri che si vogliono immolare per la causa.
sì, solo 2 generali all'attivo, ma ci vengono a costare troppo. Io andrei invece proprio su un politico. E vediamo, allora, vediamo, ci serve un uomo in realtà astuto, quindi quell'astuzia di quest'uomo potrebbe essere veramente ottima. Qui addirittura abbiamo un 6-6, mamma mia che generale mostruoso questo. Incredibile. Un 6-6-3, wow, ragazzi. Addirittura un 3-9, allora assolutamente Appio Quinto Silano è il nostro uomo. Un uomo che riprenderà la nona Rapax e la riporterà agli antichi fasti di un tempo. E si muoverà in difesa di Milanum, di Mediolanum, scusate. Lo addestriamo. E cercherà di, diciamo, conservare tramite la sua cavalleria i territori della Cisalpina nei migliori modi possibili. Intanto abbiamo già, madonna, abbiamo già ultimato i fondi necessari, mamma mia. Mamma mia. Veramente questa guerra ci mangia delle risorse incredibili. Quello che potremmo fare con la legione 11ª Augusta sarebbe andare a occupare questo porto, scusate, questo ponte, per evitare il passaggio di eventuali legioni. E potremmo anche dare delle imboscate. Questo però significherebbe rinunciare al ripristino degli uomini in questo turno. E non solo, ma anche a non coprire un eventuale passaggio nemico verso questa via. Quindi in questo caso io lascerei la legione qui in una modalità di fortificazione, in modo tale che possa recuperare gli uomini. E sperando che la situazione migliori poi con il tempo. Qui abbiamo invece i Namneti che si sono messi sul confine, perché non vogliono, hanno intenzione di proibire il passaggio delle legioni romane. Questo però potrebbe essere anche un punto a favore, perché potrebbe impedire anche agli Iceni di prendere la via più breve per attaccarci. Insomma, la situazione, ragazzi, non è delle migliori. Vedremo poi come andrà avanti. Invece andiamo a vedere sempre dal punto di vista egiziano. Sembrerebbe che la situazione sia migliore. Qui abbiamo un 4 di stabilità, quindi sembra che ci sia una rinnovata fiducia del popolo africano nei nostri confronti. Vediamo poi, passato l'inverno, come reagiranno alla nuova ondata di caldo che attraverserà quei territori. Intanto andiamo avanti sul fine turno e maltornati, ragazzi, io sono Lord Perso e vediamo di goderci questa campagna. Intanto le spie vanno proprio a controllare il territorio nemico e ci danno un occhio su quello che sta accadendo. Ecco qui i nostri esploratori che tengono controllato il passo ci dicono che 2 armate nemiche si stanno dirigendo verso sud. Non bene per noi. Aia, ragazzi. Ai ai ai. Octodrum scende a Mediolanum, ragazzi. Ai ai ai. Ai ai ai. Tra l'altro non so neanche se loro hanno il permesso di poterlo fare. Adesso controlliamo. Intanto corruzione. Allora, non è sempre facile per il Senato tenere a bada i governanti provinciali. Alcuni, come quest'uomo qui, abusano del proprio potere. Cosa dobbiamo fare? Estorsione oppure punizione. Non sarebbe male avere 1000 in più, eh. Però andremo sulla punizione, ragazzi, perché Roma vuole rispetto, quindi aumentiamo la felicità della popolazione e cerchiamo di tenercela buona. Intanto grado aumentato per il veterano, fatemi vedere. Ok, eccolo qui. Andiamo subito a dargli un potenziamento. Qui è già al massimo con tutte le abilità. Possiamo dargli che cosa? Demoralizza esercito oppure più 5 alla capacità di movimento. Perfetto, guardate qua
Che boost incredibile. Perfetto. Tra l'altro siamo in primavera. Guardate qua, possiamo arrivare direttamente al confine. Allora ragazzi, io direi che adesso essendo primavera ed essendo che il grosso degli eserciti nemici sia qua, io direi che è possibile attaccare, potrebbe valere la pena attaccare Birakte con la nostra intera legione. Allora sicuramente la spostiamo al ponte e controlliamo la zona. Bene, da qui vediamo che la città è incustodita. Ottimo, ottimo segnale per noi. Questa legione intanto pian piano sta rientrando, pian piano del recupero delle unità. Fazione distrutta. Non è mai buono quando una fazione viene distrutta. Mai, mai, mai. Fatemi vedere una cosa. Gravissima questa cosa, gravissima. Sono pochi però. Potrebbero darci delle problematiche. Gli araldi della morte. Allora, fatemi vedere se loro hanno la possibilità di... Sì, transito militare. Ok, possono scendere, va bene. Allora li teniamo così. Fa parte del pacchetto di... Fa parte del pacchetto per mantenere le buone relazioni con questo popolo. Vediamo se è possibile instaurare una relazione un po' più... un po' migliore, ecco. Un'alleanza difensiva assolutamente no. Alleanza militare, figurati. Patto di non aggressione, neanche. Neanche, non accetto neanche il patto di non aggressione. Questo ci dovrebbe far pensare. Per quanto riguarda la situazione a Birakte potremmo provare un attacco. Potremmo. Oppure andiamo a difendere Gergovia. Gergovia che tra l'altro presenta è un punto interessantissimo di attività. Allora, prima di tutto seguiamo la strada della nostra legione. Portiamola qua a nord, lungo la via. Allora, sicuramente dovremmo attendere almeno un altro turno per poter prendere Birakte. Questi fin dove possono arrivare? Fino a qui. Allora, potremmo prendere Birakte, scusate. Birakte subito prima che venga difesa da questi uomini. Tra l'altro le nostre spie... Ah, fatemi vedere a proposito di spie, scusate. Ma portiamo le spie in una zona utile a quello che ci serve. Ok, vabbè, qua non ci fa vedere molto, però. Qui invece dalla costa cosa si dice? Andiamo a vedere. Sembrerebbe tutto in una buona... Sembrerebbe che non ci siano problemi. Ok, dal punto di vista degli sbarchi. Perfetto. Poi. Allora, qui cosa facciamo, ragazzi? Perché potremmo giocare aggressivi. Però ho paura che prendendo Birakte io conquisti in insediamento e poi mi trovi da solo ad affrontare l'assedio di 2 eserciti. Tra l'altro questo è il re. Ok. Ok, guardate stelle. Non conviene rischiarlo, conviene piuttosto giocare d'astuzia. Loro arrivano fino a qua. Allora, manteniamo sicuro il ponte. A questo punto potrei addirittura spostarmi qui e prepararmi a un'imboscata. Ok, va bene. Noi giocheremo in questo modo. Vedremo poi se sarà una buona cosa. Vedremo. Allora, qui dobbiamo assolutamente rinforzare la legione. Gli diamo una cavalleria, perché ci servirà sicuramente. Questa legione deve rinforzarsi anche lei, quindi prenderà sicuramente una cavalleria, un legionario. Vediamo se... Ok, perfetto. Riesco a prenderne un altro, sì, ottimo, ottimo. Raggiungiamo già 17, che è un ottimo, però non so se in realtà spenderli. No, lo togliamo da qua. Lo togliamo, spendiamo i soldi in altra maniera, andiamo a potenziare le miniere e andiamo a prenderci un bel po' di costi ridotti di arruolamento, eccetera. Addirittura potrei andare anche a potenziare l'insediamento
di Limonum, che non sarebbe male. Oppure andare qui a potenziare queste legioni. Qua ci stava in realtà fare anche un esercito ibrido. Poi dopo magari scrivetemi qui sotto nei commenti se vi piacerebbe vedere una legione nona Rapax con un esercito, il primo esercito, prima legione ibrida, Roma-Galla. Roma-Galla si dice? Boh, vabbè. Comunque, nel senso, avere delle unità ibride sarebbe interessante secondo me. Magari più sul tiro. Fatemi vedere un po' che differenza c'è. Beh, ce n'è tanta, devo dire, differenza, però non lo vado a prendere da loro perché fanno un po' schifo. Va bene, direi che la situazione va bene così, non c'è altro da fare, andiamo avanti con il turno e incrociamo le dita. Ok, sono ritornati verso nord. Molto interessante questa cosa. Questi che continuano ad arroccarsi qui. Non ci piace avere l'esercito nemico in casa, non ci piace. Allora, fine economico. Man mano che cresce il tuo dominio cresce anche il bisogno di riempire le casse. Sì. Tra le varie imprese che puoi intraprendere, quale ti sembra più redditizia? Commercio, agricoltura, attività produttive. Allora, sicuramente il commercio è redditizio. Sicuramente. Attività produttive? Ah, anche agricoltura no. Agricoltura no. Produttive. Dai, andiamo sulle attività produttive, perché comunque abbiamo acquisito anche le miniere di oro che sicuramente ci danno dei vantaggi notevoli. Qui è andata via la... È andata via la legione, cioè scusate, l'esercito dei Namneti, che sono venuti probabilmente a controllare il loro confine, visto che hanno saputo che avevamo attraversato il confine, ma non hanno trovato nessuno. Intanto andiamo a controllare qui cosa sta succedendo. Vedete ragazzi, è sparita completamente. Questo è malissimo. È sparita un esercito. Non sappiamo dove è finito ragazzi. Ai ai ai. Intanto andiamo a rubare un po' di provvista al nostro nemico. Wow ragazzi, è sparita ancora. Vedete, loro conoscono i boschi, conoscono le zone, e sarà difficile riuscire a ostacolarli. Allora, io direi a questo punto abbiamo bisogno ancora di denaro per recuperare, per potenziare le città che abbiamo conquistato. Quindi io direi a questo punto... anche questo è interessante, ci dà +1 la corruzione, però ci dà un sacco di roba a livello militare. Anche questo è interessante, sicuramente anche una caserma dovremmo sviluppare. Allora, è necessario ragazzi sviluppare questa zona, è necessario, punto. Anche in Spagna poi abbiamo un sacco di terra da sviluppare. Allora, fatemi vedere. Allora, portiamoci in vicinanza della città e andiamo ad assaltarla. Siamo nell'estate del 218 a.C. e qua direi che ce la vinciamo facile. Allora fatemi vedere, intanto gli diamo qualche ariete. Fatemi vedere la risoluzione automatica 91, direi che va benissimo. Andiamo in modalità di protezione e ci prendiamo l'insediamento. Perfetto. Ora andiamo a fare ancora saccheggia. Wow, 6.000. Perfetto, insediamento saccheggiato. Ci saranno probabilmente delle ribellioni ancora. Ottimo, questa cosa mi fa veramente ben presagire. Qui addirittura
Abbiamo sbloccato un percorso più lungo da parte delle nostre legioni. Andiamo a potenziare le nostre legioni, assolutamente. Andiamo a potenziare anche il tiro o il bonus di carica, è interessante. O anche più 3 al morale in tutte le battaglie nel territorio nemico, assolutamente, ok. Torniamo magari qui a difendere il ponte, a meno che però loro non abbiano... Oh. Potremmo andare a recuperare un po' di uomini. Dai, andiamo a recuperare un po' di uomini a questo punto nel prossimo turno, e torniamo anche qui in protezione. Peccato non riuscire a prendere Cenabum. Peccato. Però vedete qua si curano tutte le unità. Ottimo, anche qui abbiamo bisogno di curare le nostre unità. Le macchine d'assedio, come mi ha suggerito un utente, effettivamente è stato un buon consiglio. Andiamo a potenziare i nostri insediamenti con i soldi conquistati. Ottimo. E creiamo ancora delle legioni ancora più potenti. Purtroppo non abbiamo manpower. Ai ai ai. Ai ai ai. Andiamo a prenderci dei uomini normali. 18. Facciamo così e aspettiamo di riempire ancora con un cavallo il prossimo giro. Con un cavallino. Qui a Mediolanum direi che dobbiamo prendere sicuramente qualche uomo in più, anche se costano, ragazzi, costano tantissimo. Tantissimo. Allora, Mediolanum lo lasciamo così per ora, perché non vedo una grande minaccia da parte loro. Spero di non dovermi sbagliare, cioè di non essermi sbagliato. E andiamo a potenziare un po' le città, perché ne abbiamo bisogno. Tipo qui voglio fare assolutamente la cittadina, e qua voglio fare una fattoria. Fate vedere, è a Limonum. Sì, andiamo a fare una fattoria. Addirittura posso andare a costruire strutture difensive. Allora qui assolutamente io direi di fare la torre, che ci dà degli uomini di difesa. Andiamo a costruire una torre da una parte e la andiamo a costruire anche dall'altra. Perfetto, così queste due province sicuramente poi nei prossimi turni verranno rinforzate in maniera cioè esaustiva. Fatemi vedere intanto la popolazione. Qui siamo a un 12, quindi sembra che non ci sia bisogno della nostra legione. Torniamo indietro, recuperiamo le forze. Come ho già detto in tanti commenti, faremo in contemporanea l'attacco con il nord. L'avete scelto, ve l'avevo promesso, e quindi faremo anche l'attacco all'Egitto. Vedremo come, ecco, devo stabilire ancora le tempistiche, perché l'Egitto non è uno scherzo, non è uno scherzo da prendere. Vedete qua un esercito, una flotta intera, insomma dobbiamo prepararci bene, però vedrete che ce la faremo. Intanto mandiamo la nostra spia in giro e scopriamo un po' i territori. No, non passare per il deserto cocente, passa per questa parte qua. E dobbiamo prepararci, ragazzi, dobbiamo prepararci. Allora, la flotta rimane ancora qui, per ora. Le legioni come sono messe, scusate? Fatemi vedere. Ah, ok, questa mancano ancora gli uomini. Va bene. Invece 2 sono piene. Ok, ok, ok. Ho recepito il messaggio, Va bene, allora direi andiamo ancora avanti e vediamo un po' il prossimo turno cosa ci regala. Le nostre imbarcazioni vanno avanti, ok. Ok, sembrerebbe che dal punto di vista marittimo siamo al sicuro. I nostri mercanti ci dicono che ci sono degli spostamenti di legioni tra l'isola e il continente. Chissà qual è la strategia. Tanto un contingente sale e un altro ancora.
Qui si sono tolte le legioni, benissimo, dalle scatole. Va bene, andiamo sullo sviluppo militare o lo sviluppo civile? Direi sviluppo militare, decisamente. Abbiamo caduti in mare e un esercito di guarigione a Garama. Ok. Esercito di guarnigione a Garama. Ok, una nuova nascita, è nata Maria Culleo, perfetto. Ok, allora. Ah, ma non è andata a nord. Io avevo capito che questa era andata a nord. No, non è andata a nord. Andiamo a controllare la zona, l'area, allora a questo punto. Vediamo se... Ok, riusciamo a vedere la città. Sembra si stiano riprendendo. Ok, allora, continuiamo intanto a potenziarci. 1 hour later. Più 4 i danni causati dalle armi inflitti da tutte le unità dell'esercito. Vediamo. E poi ci prendiamo. Allora, più 3 danni al tiro a distanza. E andiamo ancora a potenziarla. E ok, perfetto. Queste qui dovrebbero diventare belle toste. Abbiamo aumentato l'attacco e anche i danni dalla distanza col tiro. Dovrebbero diventare belle toste. Allora, potremmo ancora arrivare ad attaccare, ragazzi. Continuiamo a fare incursioni a questo punto sulla città di Bibracte. Questa è imprendibile per ora. Non ha senso. Qui ci stiamo potenziando alla grande. Sono molto contento di questo. Ah, guardate, qui hanno fatto il giro. Allora, impediamo a loro di stare sul nostro territorio a questo punto. Perché non vorrei che poi prendessero il territorio a nord. Già questi però non è che ci amano, a dir la verità. Sleali sono addirittura. Bellicosa sleale anche questa. Ma, no dai, lasciamoli così, lasciamoli alle loro scaramucce. Intanto richiamiamo la spia e la portiamo in queste zone. Ok. Ok. Io a questo punto allora direi partiamo ancora. Partiamo ancora, andiamo a recuperare ancora denaro che ci serve per spingere queste campagne. Allora, vediamo, sì, attacchiamo ancora con loro. Quindi, legione. Un po' mordi e fuggi questa puntata, direi. Ok. Gli do giusto l'ariete, ma ancora 91%. Direi di andare a conquistare ancora la città. Vediamo, ragazzi, quanto è il guadagno adesso. Se sarà ancora 9.000 o forse di meno. 6.000. 6.000. Poca roba. Vabbè, però 6.000 non ci fa schifo, eh. Ok. Siamo in autunno, sì, confermo. Rientriamo. Ah, perfetto, questa rientra perfettamente. Ottimo. Comunque un bel po' di grano ce lo siamo fatto, eh. Ce lo siamo fatto, assolutamente. No, non voglio entrare in marcia forzata. Qui l'insediamento sta andando sempre peggio. Probabilmente si ribellerà a breve. Probabilmente, però adesso vedremo. E qui abbiamo fondi per prendere, perfetto, per prendere la cavalleria. Ottimo. Allora, Burtingala in realtà andare a potenziarla non mi interessa adesso come adesso. Vediamo se posso... tipo Tolosa non sarebbe male perché mi darebbe più potere con il commercio. Anche Mediolanum. Wow, meno 8 era l'ordine pubblico. Però meno 16 costi di costruzione. E ci darebbe più ricchezza. E ci darebbe proprio più ricchezza. Quanto costa? Abbiamo detto 12. Wow, 12.000. Troppo. Troppo per le casse romane. Andiamo a prenderci un po' di unità in modo tale da essere più equilibrati. Va bene così per ora. Allora andiamo a potenziare tipo a Roma non ho mai potenziato niente. E a Roma potrei dargli effettivamente ridurre il banditismo, che era qualcosa che mi aveva suggerito un utente. Ma non lo so, ragazzi, non sono convinto. Anche qui potremmo potenziare assolutamente
i campi. Allora, qui sì, andiamo a potenziare i campi, dai. Andiamo a potenziare i campi perché il grano ci serve sempre, soprattutto quando è in Italia. Qui non sarebbe male da fare, però lo andiamo a fare successivamente. A Taraco qui sarebbe da smantellare questa struttura e fare qualcosa di più commerciale, però adesso vediamo. Andiamo a potenziare i campi di olive di Tolosa. Qui basta, non abbiamo niente, avanzano 1200 che ce li teniamo. Ce li teniamo, vediamo solo se con 1200 possiamo andare a fare... a reclutare degli agenti. No, quanto mi richiede? 3000. Wow. 3000 ragazzi, 3000, tantissimo, 3000. Troppo. Troppo, troppo, troppo. Allora andiamo a prenderci un altro e siamo a posto così, 2, avanzano 2, va bene, dai. Va bene, direi che questo turno l'abbiamo fatto, andiamo a vederci un altro turno e poi ce lo giocheremo nel prossimo episodio. Tanto torna la legione, perfetto. Ok. Signori. Gli Ceni ci chiedono un trattato di pace. Deve essere successo qualcosa, ragazzi. Deve essere successo qualcosa. Per forza. Deve essere successo qualcosa perché loro stanno ritirando le truppe verso nord e ci chiedono addirittura un trattato di pace. Non l'avrei mai detto, ragazzi. Io lo rifiuto perché sennò non avrebbe senso fare questa campagna. Non faremo una terza campagna gallica, eh. Questa è già la seconda e penso che sarà anche l'ultima, penso. Una mossa completamente inaspettata. Ah, cosa devo fare con Octodum, ragazzi? Continuano a scendere, a scendere. Allora, Domina. Questa donna si è dimostrata piuttosto abile nell'organizzare il lavoro di numerosi aiutanti della sua famiglia. È ambiziosa, non tollera gli oziosi e produce olio di oliva migliore. Potremmo impiegarla per aiutare e pianificare i nostri sviluppi agricoli, altrimenti potremmo delegare la questione ad altre famiglie nobili, ottenendo magari il loro favore. Posso assumerla o rifiutare il sua assunzione. No, ci prendiamo una persona che sa quello che fa. Infatti ci ho aumentato subito il denaro, bene. Grado aumentato del generale, fatemi vedere. È morto un figlio ancora. Un altro figlio. 3 figli, mamma mia, cos'è una malattia, una carestia, cosa è successo? Cioè, si è abbattuta qualcosa di veramente spiacevole sulla nostra famiglia. Intanto, benissimo, abbiamo finalmente fatto la ricerca sulle riforme, sulla remunerazione. Benissimo, benissimo. Abbiamo un po' di diserzione. Nascite. Morta Lucrezia. Ok, dello schieramento, Cornelia. Ragazzi, mamma mia, cosa è successo? Andiamo a dargli più movimento alla campagna, meno costi di mantenimento, ottimo. E anche qua un recupero dell'unità maggiore. Guardate qui, si sono sviluppati un esercito ribelle. Si è sviluppato un esercito ribelle. Allora, guardate ragazzi, però questo potrebbe dare delle problematiche importanti verso Coria. Allora, andiamo a bloccare la strada a questi. E andiamo a prenderci a questo punto delle altre unità.
No, però, allora io direi che lo facciamo nel prossimo episodio, ragazzi, perché sennò questo dura veramente tantissimo. Qui la strada si è aperta verso Cenabum. Fatemi vedere solo se... mi sa che non riusciamo a vederlo. Guarda qui, tra l'altro, un esercito. Non riusciamo a vedere se a Cenabum siamo protetti oppure no, ma possiamo usare questa spia. Giusto per capire... Ah, c'è ancora. Niente. Allora rimaniamo così e vediamo poi nel prossimo episodio cosa fare. Dai, scrivetemi qua sotto nei commenti, volete che si vada a catturare Bibracte e chiudiamo la questione Bibracte una volta per tutte, o andiamo avanti con il giochino di prendere il territorio? È inverno, ragazzi, e d'inverno sappiamo tutti che non si combatte. Tra l'altro, qui abbiamo, oh perfetto, abbiamo sbloccato le tattiche 2 che ci danno più 5% alla campagna, alla capacità, scusate, di movimento sulla mappa della campagna, ottimo. E vabbè, anche il rostro della nave abbiamo sbloccato. Io direi di andare sulla gestione tipo 2 e quindi andare a fare, però questo è sulle navi. Ci potrebbe stare, le navi, effettivamente, per quanto riguarda il controllo per quanto riguarda, scusate, l'assalto all'Egitto, potrebbe starci. Anche questo però non è malissimo. Allora, io direi che andiamo a fare questo sulle navi, perché poi ci dà più 5% sul reintegro degli eserciti, che ci serviranno sicuramente in battaglia contro l'Egitto, però se avete anche dei consigli per quanto riguarda la tecnologia, qui per esempio vi faccio vedere, abbiamo bonifica della terra ancora da fare, valuta comune ancora da fare, qui direi che siamo a buon punto, non andrei oltre, e anche qui direi che sulla costruzione non è il caso perché adesso non abbiamo fondi. Fatemi sapere se preferite una tecnologia, secondo voi è più utile una tecnologia sull'assedio o sulla gestione con la costruzione con tavole doppie, e vi ringrazio ragazzi anche per i numerosi commenti che ci sono stati nello scorso episodio, ma in generale un po' in tutti gli episodi vedo che c'è proprio un aumento dei commenti, quindi grazie anche per essere così partecipativi nei miei confronti. Bene, questa puntata che è ormai diventata lunghissima finisce qui, io vi ringrazio e ci vediamo ad un prossimo episodio. Ciao ragazzi.